Abbiamo appunto arrestato questa coppia che aveva sostanzialmente creato una relazione tossica in qualche modo, che ha avvinghiato una vittima, una signora del Bellunese, vittima vulnerabile. Bellunese lei, siciliano lui, entrambi nullafacenti e con precedenti di età compresa fra i 40 e i 50 anni, sono gli identikit della coppia di malfattori arrestati dagli agenti della sezione operativa della Polizia Cibernetica di Belluno. Entrambi sono accusati di circonvenzione di incapace. In sede di convalida della misura cautelare, il giudice ha loro imposto il divieto di avvicinamento e il divieto di dimora in Veneto. Una storia di polizia giudiziaria dai contorni davvero malvagi. I due, affamati di denaro, hanno individuato in una donna in stato di fragilità emotiva la preda da spennare. Nella errata convinzione che ci fosse un'amicizia stretta, continuava ovviamente a elargire somme di denaro a queste due persone, questo uomo e questa donna, a tal punto appunto che era riuscita a farsi accreditare chiedendo un prestito la somma di 22.000 euro sul conto corrente. Dilapidati i risparmi di una vita, la donna si è recata alle poste dove aveva il suo conto e ha acceso un mutuo. È stata proprio quest'ultima operazione a far scattare il campanello d'allarme all'ufficio postale, che ha segnalato posizioni incoerenti con la vittima. I dettagli dell'indagine, illustrati dal vicequestore Michele Fioretto e da Gianluca Brancaleone della Pol Post di Belluno, sono stati illustrati questa mattina. I due Bonnie e Clyde nostrani sono stati individuati e nel corso della perquisizione nell'abitazione della vittima, che da mesi li ospitava, sono stati trovati denaro e un paio di biglietti ferroviari che hanno confermato il disegno criminale della coppia pronta a lasciare Belluno per raggiungere una località turistica della Sicilia. I due sono stati fermati proprio al binario della stazione ferroviaria del capoluogo. Preziosa la collaborazione tra Poste Italiane e la Polizia di Stato, che ha permesso di far scattare gli accertamenti investigativi. La collaborazione fra Poste Italiane, istituti di credito e Polizia di Stato, in particolare la Polizia Postale, è fondamentale proprio in questi casi per far emergere queste situazioni di incoerenza economica, diciamo così, di situazioni personali di queste vittime vulnerabili, che poi non sarebbero riuscite, in questo caso non sarebbe riuscita a far fronte ovviamente al prestito richiesto.